A Vicenza lavora un gruppo di guide turistiche tutte donne che porta a spasso i turisti e non solo alla scoperta delle meraviglie del territorio. Loro sono WeTour Guide. WeTour è un gruppo di guide turistiche di Vicenza che operano sul territorio dal 2013, creando una serie di percorsi che vanno a rivalutare non solo le classiche bellezze vicentine, ma anche a esplorare quelli che sono le curiosità e gli itinerari meno conosciuti del nostro territorio. Composto da sole donne, siamo 5 donne, colleghe e amiche, e credo che la forza di questo gruppo sia proprio il fatto che ognuna ha una caratteristica ben precisa e all'interno del gruppo la fa valere. Il fatto di essere tutte donne è molto positivo secondo noi, perché tutte quante abbiamo creatività, c'è una grande complicità nel lavoro di gruppo e anche una certa flessibilità molto più diciamo di una mente maschile, sicuramente nel pianificare le cose, nel strutturarle. Vicenza negli ultimi anni, a nostro avviso, ha avuto un buon incremento del numero di visitatori grazie, da un lato, anche c'è una certa valorizzazione che è stata fatta di monumenti come questo che abbiamo alle nostre spalle, che è Palazzo Chiericati, ma non solo, e grazie anche alla presenza di più gruppi che si stanno dando da fare per tenere aperti i monumenti e anche per valorizzarli dal punto di vista culturale e didattico. E tra questi gruppi inseriamo anche noi. A noi piace decisamente la possibilità di tenere aperti per esempio dei monumenti al di là degli orari di chiusura, oppure di aprire certe stanze che normalmente non sono visitabili e fare delle attività che sono anche didattiche non solo per i ragazzi ma anche per gli adulti. Noi come gruppo WeTour per far conoscere degli angoli insoliti della città oppure qualche curiosità particolare proponiamo una serie di percorsi di trekking. Sono tematici perché ogni tipologia di trekking affronta un argomento diverso, una curiosità diversa e un percorso diverso, e quindi invitiamo il pubblico a partecipare. Abbiamo quello sui misteri, ad esempio, quello sulla Vicenza angelica, che parla della Vicenza produttiva nel secolo d'oro della Serenissima. Poi stiamo pianificando quello dell'archeologia industriale, insomma cerchiamo di utilizzando la fantasia di come si dice, di proporre anche delle novità che sono un po' al di fuori dei percorsi soliti vicentini.